Abbiamo preso tutti che è stato sbloccato il parere tecnico da parte della provincia, chiaramente c'è la ricerca di finanziamenti, la cosa ci fa molto piacere come comuni rivieraschi, visto che già era un comune rivierasco, e il ponte è una cosa fondamentale perché effettivamente potrebbe dare dei grossi problemi dall'oggi a domani. È importante affrontare il problema in modo finalmente decisivo e risolutivo. La notizia della presentazione da parte di Veneto Strade del progetto della nuova viabilità che vedrà la costruzione del nuovo ponte di Vidore è accolta con favore dagli amministratori del territorio, una storia decennale che ora sembra cominciare a vedere qualcosa di concreto con l'avvio da parte della provincia del procedimento di valutazione di impatto ambientale dell'infrastruttura cruciale non solo per i comuni rivieraschi del Piave ma anche per l'intera area della Pedemontana e dell'Asolano. Finalmente quel nodo cruciale potrà avere una risoluzione e facilitare quindi la comunicazione tra la destra e la sinistra Piave. Sicuramente è un'opera importante, un'opera di rilievo, un collegamento fondamentale tra la sinistra e la destra Piave che non può vederci che soddisfatti nella soluzione finalmente arrivata. Sicuramente la strada per arrivare alla realizzazione del nuovo ponte, che consentirà di migliorare viabilità e sicurezza, è ancora lunga, ma con questo primo passo potrà essere meno difficile trovare le risorse. La strada è in salita, questo è un primo passo, la speranza che abbiamo tutti noi amministratori del territorio è che poi arrivino anche dei finanziamenti dallo Stato in questo caso.